Buongiorno, sono Fabio Bui, candidato presidente della Regione del Veneto per il Movimento dei Popolari e vi ringrazio subito per le sollecitazioni e le richieste che mi sono state poste, che mi offrono l'opportunità di dire quale sarà il mio impegno se sarò eletto nel Consiglio regionale. Per ragioni di tempo vado in maniera schematica a dare risposta alle vostre richieste. Parto dalla salute mentale. Vogliamo aggiornare le linee guida sulla salute mentale perché riflettano i bisogni reali dei cittadini e delle famiglie. Chiediamo più servizi legati al territorio, vicini al territorio, integrati fra sanità, sociale e anche comunità. Proponiamo percorsi personalizzati e l'uso del budget di salute per restituire autonomia e dignità alle persone. Sosteniamo metodologie efficaci e sostenibili, basate sulle evidenze e più attenzione alla salute mentale dei giovani, sempre più colpiti da ansia e disagio. Crediamo inoltre nella collaborazione con il terzo settore e il volontariato, che rappresentano la parte più viva e solidale del nostro Veneto. Sul secondo tema, la riorganizzazione del servizio sanitario regionale. La nostra sanità si regge ogni giorno sull'impegno di medici, infermieri, operatori e anche volontari. La grande ricchezza della professionalità, la grande professionalità delle risorse umane del servizio sanitario regionale. La più grande ricchezza che abbiamo sono le risorse umane e la professionalità di queste risorse umane che non devono mai essere lasciate sole, non deve essere mai abbandonata questa professionalità e va valorizzata. Valorizzare le persone prima di tutto, valorizzare gli operatori della sanità prima di tutto. Serve un piano per affrontare anche la carenza di personale, con assunzioni, formazioni e incentivi sulla permanenza nel sistema pubblico, la sanità pubblica prima di tutto. Vogliamo una sanità che funzioni meglio, con meno burocrazia e più efficienza, dove le risorse sono impiegate per i cittadini e non dispersi nei troppi rivoli burocratici che ci sono ancora. Vogliamo spostare il baricentro dall'ospedale al territorio, rafforzare le case e gli ospedali di comunità, la medicina di prossimità, le reti domiciliari. Questo è il modo per essere davvero vicini alle persone, soprattutto nelle zone più periferiche e anche nelle zone montane. Un sistema mi chiedete anche del sistema informativo unico. Allora, ascoltare significa anche conoscere e misurare. Proponiamo la creazione di un sistema informativo sanitario unico regionale, capace di raccogliere in tempo reale i dati sui fattori di rischio, sulla qualità delle cure e dei risultati ottenuti. Un sistema trasparente, interoperabile e accessibile che permetta alla Regione di decidere sempre ed esclusivamente sulla base dei dati e non sulle emergenze. I cittadini devono sapere come funziona la sanità, come vengono utilizzate le risorse pubbliche con trasparenza. La digitalizzazione del servizio e del fascicolo sanitario elettronico e della telemedicina sono strumenti che vogliamo rendere parte integrante del sistema, non eccezioni di qualche parte, di qualche bravo operatore. Struttura anche su queste opportunità che vengono date. E vengo al quarto quesito, la prevenzione e la promozione del benessere. La cura, anzi, la migliore cura è la prevenzione. Noi popolari per il Veneto proponiamo di investire sulla salute prima che sulla malattia. Significa promuovere stili di vita sani
educare alla salute nelle scuole, all'attività fisica, all'alimentazione corretta e alla tutela dell'ambiente. Per i giovani vogliamo potenziare i consultori familiari, la pediatria di comunità e i programmi per i primi 1000 giorni di vita, sostenendo famiglie fin dalla nascita dei ragazzi. Dobbiamo anche garantire diagnosi precoci e percorsi di riabilitazione per chi vive situazioni di fragilità o disabilità, così da favorire il reinserimento nella comunità e l'autonomia, anche autonomia nel mondo del lavoro per chi riesce ad esprimere abilità in quel mondo. E infine vogliamo che le scuole, le famiglie, il mondo dello sport e della cultura diventano veri alleati. Solo insieme possiamo costruire una comunità che promuova il benessere. Io vi ringrazio, sono stato tanto sintetico, ma in funzione del tempo che mi è stato offerto. Grazie e buon lavoro a tutti, e il mio impegno è questo che vi ho per sommi capi sintetizzato.